Seconda edizione di Dialoghi d'impresa, il Festival della narrazione e della cultura d'impresa. Le storie degli imprenditori e delle loro aziende, le sfide della ripartenza post-pandemia, l'espressione del talento e la condivisione di conoscenze e competenze. Siamo in Veneto, dunque una regione simbolo della cultura dell'imprenditorialità made in Italy, ma le storie e le testimonianze raccolte qui vanno ben oltre i confini di questa regione e anche del nostro paese. Dialoghi d'impresa si parla anche di turismo, di cultura, di sostenibilità, di passaggio generazionale. Le imprese a proprietà familiare sono state, sono e saranno la spina dorsale del nostro paese. Per molti anni abbiamo messo in evidenza di queste imprese la difficoltà a crescere, di managerializzarsi, di gestire il passaggio generazionale e di delegare. Molta parte di questi problemi oggi per una fetta significativa di imprese è stata superata. Le sfide dei prossimi anni saranno la trasformazione digitale e la transizione ecologica. Io penso che il modo di fare e di essere dell'impresa familiare permetterà loro di accedere a tutti i vantaggi della digitalizzazione e della sostenibilità per il bene delle imprese, ma soprattutto per il bene del nostro Paese.